buongiorno a tutti, buongiorno a tutti i partecipanti. Oggi siamo al penultimo incontro del ciclo di seminari di carte di libri e dintorni, organizzato, curato dalla professoressa Degni, dalla professoressa Sabba, dal professor Allegrezza e da me. Il nostro ospite di oggi è Carlo Bianchini, professore alla sede di Cremona dell'Università di Pavia, che ci parlerà di Linked Open Data per la valorizzazione dei beni culturali. Gli incontri sono organizzati dal Dipartimento in collaborazione con il Laboratorio Universitario di Documentazione e Informazione, che fa parte appunto del Dipartimento di Beni Culturali. Questo è il penultimo incontro, l'ultimo incontro ci sarà il 25 maggio, dove Alessandro Arminio Monforte parlerà di successione dei beni digitali. Prima di lasciare la parola a Carlo, due parole sul nostro relatore di oggi, che oltre a essere un collega, un conoscente di lunga data, è uno dei più, secondo me, grandi esperti di catalogazione in Italia, in particolare di classificazione, ma negli ultimi anni ha anche approfondito alcuni aspetti legati ai Linked Open Data. Ci farà vedere anche le attività che svolge con un gruppo creato con altri colleghi proprio per lavorare su Wikidata, ed è quindi con grandissimo piacere che gli lascio la parola per questa conferenza di oggi. Io spengo microfono, se Carlo preferisce spengo anche la webcam, assolutamente. Come preferisci tu, Lucia? Il microfono è spento. Era solo un grazie, adesso vediamo come viene. Bene. Allora, condiviso lo schermo e adesso... Perfetto, funziona, si vede tutto. Proietto la diapositiva, dove vedesse la prima diapositiva. Perfetto. Bene, intanto ringrazio gli organizzatori, la professoressa Sardo e la professoressa Sabba, la professoressa Degni e il professor Allegrezza per avermi invitato qui a essere in questo ciclo di incontri che mi sembra un ciclo di incontri molto qualificato e spero di riuscire a dare un contributo alla riuscita, insomma, del ciclo con questa presentazione. La presentazione di oggi è orientata alla valorizzazione dei beni culturali tramite i Linked Open Data. Un passaggio fondamentale nella gestione, diciamo così, dei beni culturali e diciamo, la finalità ultima della loro conservazione è proprio quella di poterli valorizzare, perché se le risorse giacciono ferme poi mute, sono incapaci di trasmettere il loro messaggio. Quindi l'aspetto della valorizzazione è un aspetto, direi, altrettanto importante che la conservazione e la gestione stessa. La presentazione di oggi si articola su 3 punti principali. Il primo è un problema di partenza, cioè perché parlare di questi aspetti, per esempio appunto dei link dell'open data, in relazione ai beni culturali? Qual è il problema che questo tipo di approccio potrebbe aiutare a risolvere? Il secondo punto è un'introduzione che sarà necessariamente breve ai Linked Open Data. Non sarà una presentazione organica, sarà appunto ci saranno alcuni aspetti che comunque devono essere messi in evidenza per riuscire a capire bene il terzo aspetto, che è appunto quello che ci interessa oggi, che non si può trattare senza aver parlato dei 2 precedenti, che ha lo scopo di mostrare in che modo questo strumento, i Linked Open Data sono uno strumento, appunto, possono aiutarci a promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle raccolte, oltre che forse anche aiutarci a superare certe barriere disciplinari che hanno tenuto a distanza, un po' a distanza, musei, archivi e biblioteche fino a questo momento. Quindi questi sono i 3 punti che vedremo. Partiamo dal problema. Il problema qual è? Il problema principale è questo: il fatto che la diffusione del web e l'enorme disponibilità di contenuti in rete a cui abbiamo assistito negli ultimi decenni, ormai possiamo parlare di questo, hanno spinto a pensare a più riprese che il ruolo delle istituzioni culturali come musei, archivi e biblioteche appunto fosse diventato obsoleto, fosse diventato marginale, dato che tutto ormai si trova in rete. Questo è il refrain che sentiamo spesso.
In effetti è cambiato qualche cosa in modo profondo, e cioè le abitudini dei cittadini che si recavano nei musei, negli archivi e nelle biblioteche. In precedenza, appunto, era necessaria questa operazione, recarsi in un luogo, tanto è vero che noi spesso parlavamo di luoghi culturali, e oggi la rete delocalizza e soprattutto cambia un po' le modalità con cui noi cittadini cerchiamo le informazioni e il modo con cui poi le istituzioni culturali mettono a disposizione certi strumenti. Che cosa è successo in termini, potremmo dire, biblioteconomici? Secondo Ranganatha, una biblioteca è costituita da una triade formata dai lettori, dalle raccolte e dagli strumenti di mediazione. Ecco, l'avvento del web ha creato uno squilibrio, ha cambiato, ha mutato il rapporto che c'è tra lettori, raccolte e strumenti di mediazione, e chiede sostanzialmente, questo avvento del web, di modificare qualche cosa in modo che questi rapporti riprendano a essere fluidi e efficaci. In particolar modo, che cosa è successo? Che milioni di metadati sui beni culturali che sono conservati negli OPAC, nei cataloghi accessibili online di biblioteche, archivi e musei, non sono raggiungibili dai motori di ricerca. Questo, diciamo così, è un dato di fatto che è rimasto valido in assoluto per lungo tempo. Oggi qualcosa sta cambiando, ma ancora relativamente poco. Cosa intendo dire? Che i dati di musei, archivi e biblioteche sono invisibili alla maggior parte degli utenti, si calcola l'84%, che cercano informazioni come abitudine a partire dai motori di ricerca. Cioè, noi quando cerchiamo qualche informazione, di fatto partiamo nell'84% dei casi da un motore di ricerca, non da altri strumenti di ricerca. Questo partire dai motori di ricerca non è di per sé né positivo né negativo in assoluto, ma se attraverso il motore di ricerca non sono raggiungibili i dati di musei, archivi e biblioteche, chiaramente questo è uno svantaggio per queste istituzioni culturali. Vediamo un esempio concreto. Se cerchiamo un'opera letteraria tramite un motore di ricerca, otteniamo delle risposte dai cataloghi di vendita dei libri in commercio oppure dei libri di antiquariato, mentre i cataloghi delle biblioteche che sono stati costruiti, penso che ne abbiate parlato già abbastanza con la professoressa Sardo, sono stati costruiti in lungo tempo, su lunga durata, con normative specifiche, con una qualità molto alta, con una professionalità spinta, anche a costo di finanziamenti pubblici ingenti. Di fatto questi cataloghi non forniscono risposte ai motori di ricerca. Qui possiamo vedere un esempio. Quindi scrivo un titolo e un autore su un motore di ricerca e ottengo risposte da Amazon, da IBS, da Newton Compton, di nuovo IBS, libreria universitaria e così via. Quindi non ottengo risposte da un motore di ricerca. In alcuni casi posso ottenere, non ottengo risposte da cataloghi online di biblioteche nel motore di ricerca. In alcuni casi succede che magari nella seconda o nella terza pagina ci sia qualche link a qualche OPAC, ma siamo appunto nella seconda e nella terza pagina che non so quanti di voi consultano quando fanno una ricerca. Di solito si guardano i primi risultati, se non va bene, se non si trova, si passa eventualmente a una ricerca diversa, non si scorrono in genere le pagine, quindi è quasi come non esserci. Di fatto però quest'opera, se io conosco a priori l'indirizzo di un catalogo di biblioteca e ci faccio una ricerca, ottengo informazioni sull'opera. Quindi il punto è che non è raggiungibile dal motore di ricerca, non che non è raggiungibile sul web. Sul web ci vado, faccio una ricerca per linee di sangue e scopro addirittura, grazie al fatto che i cataloghi sono costruiti bene, che per esempio di opere di oggetti con il titolo Linee di sangue ne ho addirittura due. Uno è quello che cercavo e uno è un libro che è stato pubblicato in precedenza e che in italiano
ha un titolo tradotto esattamente uguale a quello della Masson che cercavo adesso. Qualcosa di simile, noi stiamo parlando di libri, ma qualcosa di simile avviene anche per i dipinti. Qui vediamo una ricerca sul pinturicchio, sulla retorica e la geometria del pinturicchio. Le risposte sono o da Wikipedia, e questo è un aspetto interessante che poi riprenderemo, teniamolo presente comunque, e poi sono siti commerciali. Tipicamente sono siti che vendono immagini, poster, possibilmente quando si cerca qualcosa d'arte spesso viene proposta la possibilità di acquistare il poster. Cosa invece non compare in questa ricerca, che è quello che ci interessa, non compare una scheda scientifica fatta dall'istituzione che conserva questo oggetto, scusate, che descrive questo oggetto, che è l'Università Cattolica di Leuven in Belgio. Non compare anche se questa scheda, queste informazioni, che sono informazioni di qualità, sono caricate in Europeana, che è una biblioteca digitale europea che riunisce i contributi già digitalizzati da diverse istituzioni dei 27 paesi. Quindi in qualche modo anche questo rimane non visibile, quindi di fatto nascosto. Questo problema potrebbe sembrare un problema secondario, ma diciamo che per quello che abbiamo detto fino a questo momento, un lettore dovrebbe conoscere o l'indirizzo del catalogo di una specifica biblioteca o l'esistenza di Europeana per trovare informazioni non commerciali come quelle proposte dai motori di ricerca. Quindi si presuppone che il lettore sia un lettore in qualche modo avanzato per utilizzare i nostri strumenti. C'è un altro aspetto che è un aspetto importante, problematico, importante, che vorrei mettere in evidenza, ed è il fatto che il catalogo, inteso come un complesso di dati e di metadati che serve per la gestione e l'accesso alle risorse di un'istituzione culturale, quindi non soltanto, secondo me, alle risorse bibliografiche, rimane un core business delle istituzioni culturali. Molti hanno detto che ormai, essendoci motori di ricerca, essendoci computer, l'intelligenza artificiale, eccetera, il catalogo di fatto non serve più. In realtà il catalogo, come abbiamo visto, abbiamo detto, è prodotto secondo dei principi e delle norme molto precise, molto stringenti, e quindi è un prodotto di qualità che difficilmente può essere riprodotto da macchine in questo momento. Ma il catalogo è un aspetto fondamentale, cioè il fatto che non troviamo i dati è un aspetto fondamentale, perché il catalogo rimane un elemento centrale del funzionamento di ogni istituzione culturale. Senza il catalogo non funzionano la ricerca, non funziona la consultazione, non funziona la circolazione, il reference, le acquisizioni, la conservazione stessa degli oggetti, l'aggiornamento bibliografico, eccetera. Penso che se qualcuno di voi ha fatto per esempio un tirocinio in biblioteca, si è reso conto durante un eventuale blackout del catalogo di come tutte le attività della biblioteca di fatto fossero bloccate. Ma il fatto che i dati del catalogo non siano disponibili sul web rende critica la situazione, perché i lettori, non trovando i dati del catalogo attraverso i motori di ricerca, di fatto non vengono a conoscenza, per esempio, che in quella biblioteca che abbiamo visto prima ci sono addirittura 2 oggetti che hanno lo stesso titolo di 2 autrici diverse, e quindi non utilizzano non solo il catalogo, ma nemmeno tutti i servizi che al catalogo, che sono collegati, che intorno al catalogo girano. Un terzo aspetto problematico che vorrei evidenziare è quello del rapporto tra contenitore e contenuto. Contenitore culturale, cioè il museo rispetto all'archivio, rispetto alla biblioteca, e il contenuto, cioè l'oggetto di ricerca l'oggetto di interesse da parte di un lettore, di uno studioso o di un visitatore di un museo. Per comprensibili ragioni di carattere storico, culturale, economiche, giuridiche, eccetera, musei, archivi e biblioteche hanno in passato
avuto un approccio ai propri dati per contenitore, per istituzione, cioè io sono una biblioteca, fornisco dati prevalentemente bibliografici. Io sono un archivio, fornisco informazioni di tipo archivistico e lo stesso fanno i musei. Quindi i nostri strumenti, anche il catalogo, sono stati costruiti per rispondere a domande specifiche. Per esempio, nel caso del catalogo, le domande che ha formulato Catter nel 1876, cioè quali opere la biblioteca possiede, quali edizioni di un'opera la biblioteca possiede, e tra l'altro questo tipo di funzioni, questo tipo di esigenze sono state trasferite anche alla Digital Library, cioè si guarda agli strumenti di mediazione, di cui parlavamo prima, soprattutto come strumenti di accesso a una specifica raccolta, quella che l'istituzione alla quale di volta in volta mi rivolgo possiede. Questo approccio è un approccio appunto per contenitore, d'accordo? Io possiedo queste cose e ti do accesso a queste cose. In realtà la domanda che facciamo noi i nostri utenti, noi siamo anche utenti, facciamo in generale, quando poniamo una domanda, non la poniamo per contenitore, ma la poniamo per contenuto. Cioè una domanda del tipo: quali sono le istituzioni che possiedono opere di Tiziano Viciello e quali tra queste ne possiede un numero maggiore? È una domanda assolutamente plausibile dal punto di vista di un lettore, mentre un museo, per esempio, è in grado di dirti quali opere e quante sono le opere che possiede il museo stesso, ma non sa darti informazioni in generale su Vecellio, che è invece l'approccio che sembra legittimo da parte del lettore. Un'altra domanda legittima è avere un elenco di tutte le opere, che siano documenti, che siano testi, che siano altri oggetti, che abbiano come soggetto una scena della Bibbia o dell'Antico Testamento, del Nuovo Testamento, oppure una scena mitologica classica, una struttura architettonica, un oggetto specifico, la rappresentazione della clessidra o cose di questo genere. Questo è un approccio che dal punto di vista del lettore è ragionevole, dal punto di vista di un'istituzione invece no, perché l'istituzione eventualmente dà risposta su quello che la biblioteca possiede in relazione alla domanda di ricerca. Quindi il lettore di fatto deve andare da un'istituzione all'altra e collezionare visite alle istituzioni, ai luoghi, per riuscire a raccogliere l'informazione, la risposta complessiva alla domanda che pone. Oppure, altra domanda legittima, quali fonti ci sono su questo Mario Rossi? Questo Mario Rossi significa un Mario Rossi specifico. Ho scelto il nome Mario Rossi perché è un nome generico, sono molti in Italia che si chiamano allo stesso modo, ma io quando cerco in realtà informazioni su uno specifico Mario Rossi, quindi è questo che mi interessa e gli altri possibilmente non li vorrei vedere. Oppure, naturalmente, altra domanda assolutamente legittima è quella di avere informazioni direttamente nella mia lingua e non in una lingua diversa. Per rispondere a queste domande, quindi, se non ci sono degli strumenti di reference che sono già stati costruiti pensando alla domanda e fornendo la risposta, l'approccio contenitore rispetto all'approccio contenuto non è un approccio soddisfacente. Per riuscire a rispondere a domande di questo tipo c'è bisogno di un approccio nuovo da parte delle istituzioni culturali, che è quello dell'interoperabilità. Questa interoperabilità va vista non soltanto tra istituzioni culturali, cioè musei, archivi e biblioteche. Quindi, per esempio, prendiamo il caso di Mario Rossi, vorrei che questo Mario Rossi di cui sto parlando, che mi interessa, fosse identificato con precisione sia quando cerco nel museo, che quando cerco nell'archivio, che quando cerco nella biblioteca, senza magari dover rifare la ricerca. Ma l'idea dell'interoperabilità è un'idea che va anche al di fuori delle singole istituzioni culturali e dovrebbe coinvolgere qualsiasi produttore di dati esterno, che sia pubblico o privato, attraverso il web. Un po' come succede effettivamente, noi ci siamo abituati
a vedere quando faccio una ricerca sul web. Quando io cerco in un motore di ricerca non indico che voglio informazioni possedute da una particolare istituzione o prodotte da un particolare produttore di dati. Mi viene offerta una rosa di possibilità all'interno del quale poi io scelgo. Per riuscire a ottenere questa interoperabilità, che è un problema anche tecnico, è necessario avere dati, registrare e pubblicare i dati, che saranno dati di tipo bibliografico in ambito bibliotecario, ma anche no, d'accordo, con modalità specifiche e adatte agli elaboratori. Queste modalità devono consentire agli elaboratori di individuare con precisione i dati, di conoscere che tra questi dati che rappresentano le varie entità, per esempio il Mario Rossi o le opere di Tiziano Vecellio o il soggetto preso dall'Antico Testamento, eccetera, che tra questi dati sussistono delle relazioni, e anche qualificare il tipo di relazioni che esistono. Per chiarirci, possiamo dire che tra Mario Rossi e Roma c'è una relazione, ma è completamente diversa l'informazione se chiariamo che l'informazione, la relazione tra Mario Rossi e Roma è che Mario Rossi a Roma c'è nato, oppure c'è morto, oppure ci ha lavorato, oppure l'ha visitata, d'accordo? Quindi quando io pongo in relazione delle entità devo anche specificare che tipo di relazione ho tra un'entità e l'altra. Per fare un esempio di tipo biografico, un conto è se di un testo una persona è l'autore, oppure se è il traduttore, oppure se è il curatore, d'accordo? Quindi queste relazioni devono essere anche tipizzate. L'operabilità e l'interoperabilità dovrebbe portarci a superare quello che attualmente abbiamo a disposizione, che viene chiamato il web dei documenti. Fra un po' vedremo anche più specificatamente di cosa si tratta. Il web dei documenti presenta dei problemi non soltanto per i dati di musei, archivi e biblioteche o della pubblica amministrazione, ma anche per molti altri siti che offrono contenuti di tipo informativo e che hanno bisogno di un web, diciamo così, più interoperabile per almeno due esigenze. Uno è quello di collegare le informazioni del web in modo più stretto, e l'altro è, per esempio, creare servizi di informazione che si aggiornino in modo automatico. Un tipo di aggiornamento, per esempio, potrebbe essere quello della traduzione, d'accordo, delle informazioni. Qui vediamo un esempio di applicazione, di prima applicazione di quello che è un web interoperabile, lo chiameremo poi web semantico, rispetto al web dei documenti. Faccio una ricerca su Umberto Eco e sulla sinistra, come sapete, ottengo una lista di risorse che hanno come argomento di interesse Umberto Eco. Ma quello che vorrei farvi vedere, farvi notare oggi, è il Knowledge Panel, questo box che si apre sulla destra e che contiene delle informazioni che in realtà sono informazioni che sono state prodotte in un formato interoperabile. E automaticamente quindi questo pannello viene creato in un modo automatico sulla base di dati che sono stati registrati secondo una forma che è quella dei linked open data, dei linked data, e la caratteristica interessante di questo pannello è che se io cambio per esempio la lingua di impostazione del browser, quindi simulo di essere un utente che parla spagnolo invece che parlare italiano, ottengo una traduzione completa e corretta delle informazioni che c'erano nel knowledge panel, mentre ciò che compare sulla sinistra sono sempre informazioni relative a possibili esiti di ricerca. E come vedo che qui c'è stata una traduzione? Perché non è stato tradotto soltanto la prima parte del knowledge panel, che è una parte descrittiva, e questo è un testo che viene recuperato da fonti diverse. La prima era in italiano,
qui essendo la lingua in spagnolo vado a recuperare una fonte che ha un testo in spagnolo. Ma se guardiamo la seconda parte del Knowledge Panel, vediamo che è stato tradotto anche il nome del dato che sto fornendo, non è più data di nascita ma fecha del nascimento. E poi abbiamo una traduzione automatica della data. La data che è stata registrata in formato numerico viene tradotta di volta in volta nella lingua specifica che richiedo. Ma addirittura se guardiamo la data di morte, vediamo che anche il nome della città di Milano è stato tradotto. Ora potremmo continuare con questo esame e sostanzialmente penso che abbiate capito. Questa traduzione automatica può avvenire soltanto perché in qualche modo abbiamo fatto capire all'elaboratore che cosa stiamo dicendo e quindi l'elaboratore è anche in grado di tradurre quel significato in una lingua differente. D'accordo? Questo Knowledge Panel di Google è un esempio di passaggio dal web dei documenti, che è un web basato sulle stringhe, e quindi non sui significati, ma su, diciamo così, elementi di carattere numerico, privi di significato, quello che è invece il web semantico, un web che si basa su dati significativi. D'accordo? Il contenuto informativo di una pagina non è statico, come nel Knowledge Panel potremmo fare altri esempi, per esempio una pagina di BBC Music dedicata a un particolare artista, nella quale compare anche un elenco dei suoi prossimi concerti. Questa pagina, se si basa su un meccanismo come quello che abbiamo visto per il Knowledge Panel, può essere aggiornata automaticamente. Quindi parliamo di traduzione, ma di volta in volta possiamo vedere applicazioni diverse di questo web semantico. E questo aggiornamento può avvenire grazie a dati che sono liberamente disponibili sul web. Perché questo avvenga è necessaria appunto una infrastruttura adatta a costruire una rete di dati. Quindi non solo di informazioni testuali, il web dei documenti, ma informazioni strutturate sotto forma di dati. E questi dati devono essere accessibili naturalmente sul web, accessibili ai server, con delle tecnologie web standard, non in modo proprietario. Ecco, uno dei limiti che hanno i nostri OPAC in questo momento è che per entrare dentro all'OPAC è necessario conoscere qual è la tecnologia e lo standard che è stato applicato in quell'OPAC. Ecco perché il motore di ricerca non lo, tra virgolette, vede. Che i dati siano interconnessi sul web, quindi siano integrati completamente nel web e sia possibile appunto navigare attraverso questi dati. Ed è qui che appunto entrano in gioco quelli che chiamiamo linked open data. Open è tra parentesi, ma fra un momento vi spiego perché. I problemi che abbiamo sono quelli che abbiamo visto, la direzione in cui vogliamo andare è quella del Google Knowledge Panel o del sito della BBC che vogliamo che si aggiorni automaticamente. Lo strumento per farlo è quello di Linked Open Data. Cosa sono questi Linked Data? I Linked Data sono un insieme di principi e di tecnologie che consentono la pubblicazione di dati che sono modulari, condivisibili e riutilizzabili nel web. Quindi queste sono le caratteristiche che devono avere i dati. Devono essere modulari. Modulare significa che posso pubblicare i dati anche in modo progressivo. Oggi so 3 cose di una entità e intanto le pubblico, e poi magari qualcun altro sa qualche altra informazione e la pubblica successivamente, in modo che vada ad accumularsi alle 3 informazioni che ho pubblicato io, ai 3 dati che ho pubblicato io, oppure io stesso posso pubblicare ulteriori informazioni in forma di dati fra magari 6 mesi, 1 anno, eccetera. Quindi modularità significa che si può sempre aggiungere altra informazione. Condivisibili,
che siano appunto pubblicati in modo tale da poter essere visti da tutti e riutilizzabili con una licenza tale da poter essere appunto presi da altri per altri scopi che magari sono diversi dagli scopi per cui i nostri dati sono stati prodotti. Questa espressione linked data si riferisce a dati pubblicati sul web in una modalità leggibile, interpretabile e soprattutto utilizzabile anche da un elaboratore. Quindi questo lo dico perché se vedessimo, forse poi vedremo qualche aspetto tecnico, l'aspetto tecnico diventa poco comprensibile per gli uomini, ma è il prezzo che paghiamo perché sia comprensibile per un elaboratore. Quindi l'approccio che hanno i linked data è quello di essere utilizzabili soprattutto da elaboratori che poi appunto producono risultati che poi sono fruibili dagli uomini. Altro aspetto fondamentale, lo accennavo già prima, è che i dati pubblicati devono avere un significato esplicito. Cioè quando io dico, per esempio, il dato, questa è la data di nascita di Umberto Eco, questo significato non deve essere un testo scritto, ma deve essere scritto in modo tale, registrato e pubblicato in modo tale che un elaboratore comprenda che sto dichiarando una data di nascita di una persona specifica, che nel caso è Umberto Eco, e questo Umberto Eco viene identificato come quello specifico Umberto Eco se ce ne fossero più di uno, come quello specifico Mario Rossi se ce ne fosse più di uno, che sto definendo una data, che la data non solo è una data ma è anche una data di nascita, e che il valore della data è scritto in un modo tale da essere compreso da un elaboratore in modo che poi lo possa tradurre eventualmente per le applicazioni in italiano, in spagnolo, in inglese, in tedesco, eccetera. E quando pubblico i dati non è nemmeno sufficiente tutto quello che abbiamo detto, ma è necessario anche che i miei dati siano collegati a insieme di dati esterni. Tra un po' lo vediamo con i principi. E avete visto che prima ho messo open tra parentesi perché open si riferisce a un aspetto particolare della pubblicazione dei linked data. Cioè, i linked data sono appunto un insieme di principi e di tecnologie. Quando parliamo di open intendiamo dei dati che, oltre ad avere le caratteristiche tecniche dei linked data, sono aperti, accessibili e riutilizzabili liberamente. Liberamente significa con una licenza che ne consente il riutilizzo a qualsiasi fine in modo gratuito e libero. Ecco, quindi linked open data. Nel prosieguo della presentazione io, anche se ho scritto linked data, faccio riferimento in realtà sempre a linked open data, quindi a LOD, d'accordo? Da dove vengono questi linked open data? Da un'idea dell'inventore del web. Chi ha inventato il web, Tim Berners-Lee, ha pensato anche di inventare il web dei dati, il web semantico. E l'idea che ha avuto era di applicare la stessa struttura che abbiamo costruito per creare il World Wide Web, ma applicandolo su scala globale ai dati, per esempio con il Knowledge Panel, come abbiamo visto prima. Di quale struttura stiamo parlando? Cioè qual è il meccanismo che stiamo utilizzando per far funzionare oggi il web? Sono in realtà l'unione di tre strumenti fondamentali che noi utilizziamo quotidianamente, anche se magari non abbiamo una piena consapevolezza del funzionamento, d'accordo? E che adesso vi faccio vedere. Il web quindi è stato costruito e funziona oggi grazie a tre componenti fondamentali che rimangono, lo anticipo già, sostanzialmente valide anche per il web dei dati. Il primo è uno strumento di identificazione globale, cioè noi utilizziamo per indicare un contenuto sul web
utilizziamo tipicamente l'URL, d'accordo? L'URL è semplicemente un tipo di URI, quindi l'URI prevede anche altre possibilità oltre all'URL, ma sostanzialmente noi possiamo dire che l'URL con cui indichiamo una pagina web è uno strumento che identifica quella pagina a livello globale. Non c'è nessun'altra pagina web che ha lo stesso indirizzo. Questo significa identificazione. Quindi, siccome quell'indirizzo è unico, univoco per quella specifica pagina, dando l'URL io identifico a livello globale, cioè in tutto il web, quindi in tutto il mondo, identifico quella specifica pagina. E questo è uno degli strumenti che utilizziamo. Il secondo strumento è uno strumento di accesso globale. Una volta che io ho a disposizione un URL e so appunto qual è l'indirizzo in cui è conservata l'informazione di cui ho bisogno come lettore, come utente, come navigante, ma devo andarla in qualche modo a recuperare. E quindi recuperare significa tecnicamente che il file che è registrato in un particolare server che si potrebbe trovare in Giappone, d'accordo? Quel file deve essere portato nel mio computer per poi essere utilizzato per lo scopo per cui ne ho bisogno. Quindi questo funziona attraverso uno strumento di accesso globale, cioè uno strumento che mi consente di andare a prendere il file ovunque esso si trovi. Questo si chiama HTTP. Quando noi scriviamo un URL e scriviamo http // è l'indirizzo che vogliamo mettere, in realtà stiamo dando un comando che significa vai alla pagina che ti sto dando dopo i 2 punti, prendi quel file e portamelo qui, quindi me lo trasferisci sul mio PC. Il terzo elemento che usiamo oggi per far funzionare il web è l'HTML, cioè un linguaggio che consente a me umano di leggere una pagina web che altrimenti sarebbe assolutamente incomprensibile per me, mentre è comprensibile per un computer. Quel file è un file strutturato in un certo modo che normalmente appunto non sarebbe leggibile. Deve essere formattato e presentato in un modo che poi diventi leggibile per me. Vediamo un esempio di queste 3 cose. Prendiamo un URI che identifica un'unica pagina, che è la pagina la home page di questo sito della ANAI Veneto, e se io do questo comando ottengo, siccome è un HTTP oltre all'URI, ottengo un file che viene trasferito dal sito dell'ANAI Veneto al mio computer. Quello che ottengo in realtà è questo, che non è molto comprensibile come vedete a colpo d'occhio. Per cui al comando HTTP io devo aggiungere un altro strumento che in genere è il mio browser, è il browser che utilizza l'HTML, interpreta questo file e me lo mostra in questo modo. Questo è il meccanismo con cui funziona il web oggi. Perché parlarne? Perché lo sviluppo e l'uso di standard, in questo caso gli standard che abbiamo usato sono l'HTTP e l'HTML, cosa ci dà la possibilità di fare? Di superare le differenze tra le architetture tecnologiche con le quali vengono prodotti i documenti. Cioè, per me, come fruitore, è assolutamente irrilevante il fatto che quella particolare pagina che sono andato a prendere sul sito dell'ANAI sia stato prodotto, per esempio, con un certo programma piuttosto che con un altro, con un certo software piuttosto che con un altro, che sia stato prodotto da un elaboratore Unix, Linux o un PC oppure un Apple è assolutamente rilevante, proprio perché grazie agli standard che sto usando sono in grado comunque sempre di leggerlo. Chi produce i contenuti li produce in modo standard, chi li usa in modo standard, quindi che sia prodotto da un PC con un software specifico su un PC Linux e io lo legga con il mio PC oppure con un tablet o uno smartphone è assolutamente irrilevante, perché poi grazie agli standard
tutte le tecnologie sono compatibili tra loro. E questo è l'aspetto che, diciamo così, ha qualificato, ha reso possibile il web dei documenti come lo conosciamo oggi. In precedenza il web comunicava tramite file, però se i file non erano compatibili tra il computer di partenza e il computer di arrivo, la comunicazione di fatto non c'era. Non solo, c'è un altro aspetto che va evidenziato, perché poi torna a questo discorso, e cioè il fatto che all'interno di una particolare pagina web noi troviamo anche dei link a altre pagine web, cioè sostanzialmente altri comandi che indicano un URI, su quell'URI fanno un'operazione di HTTP, cioè vanno a prendere il file e poi il file viene formattato. Quindi quando io clicco su un link mi sposto di fatto su un altro file, ottengo un'altra pagina, la pagina mi viene formattata, eccetera. Ma il meccanismo dei link, è l'aspetto importante, è quello che consente di navigare da una pagina all'altra. Quindi, oltre a pubblicare i dati nel web, c'è stato anche l'aspetto di collegamento tra le varie pagine. Quindi i link sono stati e sono determinanti per creare il mantenimento di un unico spazio di informazioni globale che qualcuno chiama il docuverso, cioè la possibilità di navigare senza un principio, senza una fine all'interno del web, si basa proprio sulla presenza dei link. Tenete conto che per esempio per un motore di ricerca una pagina web rimane invisibile al motore di ricerca fino a che non c'è un'altra pagina che il motore ha già indicizzato che punta alla nuova pagina. Se non c'è nessuna pagina che punta alla nuova pagina, il motore di ricerca ovviamente non è in grado di scoprirla, non è in grado di indicizzarla e non è in grado di farla vedere. E anche su questo principio si basa per esempio il dark web. Tim Berners-Lee, nel momento in cui immagina il suo web semantico, definisce dei principi. Abbiamo detto che i linked data sono dei principi delle tecnologie. Vedremo in particolar modo, almeno elenchiamo i principi, e poi vedremo alcuni aspetti tecnologici, non molti per la verità, casomai sono disponibili a parlarne durante la discussione, a approfondire questi aspetti durante la discussione. Quindi definisce i requisiti che devono avere i linked data, cioè nel momento in cui volete pubblicare una pagina web, i requisiti che dovete rispettare sono quelli che abbiamo visto prima, ma nel momento in cui volete pubblicare dei linked data, che principi dovete rispettare? Lo dice Tim Berners-Lee, dovete utilizzare gli URI come nome per le cose. Questo è il primo principio. Quell'URI non indicherà più soltanto una pagina, cioè una pagina descrittiva di contenuti, ma potrà indicare anche un oggetto. Per esempio può indicare un luogo, un URI, può indicare quindi non le informazioni sul luogo, ma rappresentare l'URI, il luogo stesso, oppure può indicare una persona, può essere il nome di una persona, d'accordo? Il nome di un concetto, il concetto di felicità, oppure può essere il nome di un colore, d'accordo? Poi questi URI dovranno essere HTTP in modo che i nomi delle cose si possono cercare, appunto. HTTP significa, se ti do questo nome, vammi a prendere informazioni sulla cosa che si chiama in questo modo. Le informazioni che vengono restituite saranno restituite in una forma standard. La forma standard, come vedete, non è più l'HTML, ma è diventato l'RDF, Resource Description Framework. Questo è il nuovo standard che serve per la creazione dei dati, dei linked data. E questo è quello che viene restituito diciamo così, all'elaboratore che ha fatto la richiesta. E infine il quarto principio era quello che è la trasposizione di quello che vi dicevo poco fa. Bisogna inserire collegamenti a altri URI in modo che si possano scoprire cose collegate tra loro. Cioè non basta pubblicare i dati, quindi non basta pubblicare una pagina web per intenderci, bisogna che anche nella pagina web ci siano dei link a altre pagine web. In questo caso non stiamo parlando di pagine web, perché non è più il web dei documenti, ma stiamo parlando di cose e cose collegate tra loro. Allora, nel momento in cui io pubblico un'informazione su
Umberto Eco, devo dire che questo Umberto Eco è lo stesso che per esempio è descritto in un altro dataset che magari potrebbe essere quello della Library of Congress, oppure che è descritto nel dizionario biografico degli italiani e così via. Quindi inserisco collegamenti a altri URI di quelli previsti al punto 1 dei principi, in modo che si possano scoprire appunto cose collegate tra loro. Vedremo questo meccanismo in funzione con un'applicazione nella terza parte della presentazione. Lo standard per pubblicare il contenuto è quello del Resource Description Framework RDF, sta per questo. Cos'è RDF? È un modello di dati, cioè una spiegazione, diciamo così, una rappresentazione ideale di come il dato deve essere pubblicato. Questo modello di dati perché viene scelto? Perché è un modello estremamente semplice ed è fortemente orientato al web dei dati. Qual è in sostanza, non lo vedremo in modo molto dettagliato, ma almeno qualcosa lo dobbiamo dire, qual è in sostanza il modello, l'essenza del modello RDF? È quello di esprimere entità, cioè le cose, e gli attributi di queste cose, quindi i dati sulle cose, i metadati, e le relazioni tra le cose sotto forma di triple, cioè di affermazioni semplici. Quindi il modello dei dati prevede che io dica quello che devo dire, esprima i dati che voglio esprimere sotto una forma di affermazione semplice di questo tipo. La scultura X è in marmo, d'accordo? Questa è la struttura di RDF. Oppure, possiamo fare un altro esempio, il maglione Y è di colore rosso. Come vedete, non sto parlando di sculture in generale, nel primo caso, ma di una scultura specifica. Quella scultura, che magari è la scultura fatta dal Canova, è in marmo, d'accordo? Quella specifica scultura, proprio perché l'Uri che rappresenta quella scultura è il nome di quella scultura. Oppure il tal maglione di colore rosso, oppure la persona Z lavora presso una ditta W. L'idea comunque che c'è dietro le triple è che queste sono affermazioni semplici che hanno una struttura logica che si rifà a Aristotele, la struttura del soggetto, del predicato e dell'oggetto. Quindi abbiamo la scultura, è il soggetto, è il predicato, e marmo è l'oggetto di questo predicato. Puretta lavora presso ditta W, sono triple con struttura soggetto, predicato, oggetto. Apparentemente queste triple appunto sono semplici e a cosa servono? Perché creare dati con questa specifica struttura? Perché mediante una concatenazione di triple è possibile esprimere dei dati anche molto complessi, ma questi dati, se espressi in questo modo, sono leggibili e quindi sono modulari e sono anche riutilizzabili da una macchina. Modulare è abbastanza chiaro perché basta aggiungere un'altra tripla per poter dire qualcos'altro sulla scultura, d'accordo? È alta, la scultura X è alta 180 centimetri. Posso dirlo, posso non dirlo. Se non l'ho detto, posso sempre dirlo in un momento successivo. Ecco, per esempio, il discorso della modularità, d'accordo? Quali sono i dati complessi? Questa stringa, Robinson Crusoe barra Daniel Defoe, è una stringa che noi potremmo vedere all'interno di un catalogo, d'accordo, di un OPAC, ed è una stringa che per noi è abbastanza chiara. Se la faccio leggere a chiunque, diciamo così, che sa un po' di letteratura, capisce che questa stringa non sta rappresentando altro che un libro il cui autore è Daniel Defoe e il cui titolo è Robinson Crusoe. Ma se dovessi dare questa tripla così com'è a una macchina, la macchina non sarebbe in grado di interpretare correttamente
l'informazione, perché per esempio Robinson Crusoe si presenta, anche se è il titolo di un'opera, si presenta come se fosse il nome di un autore o di una persona, quindi per una macchina non è facile distinguere se Robinson Crusoe è la persona che ha scritto Daniel Defoe o viceversa. Nel caso della macchina, quindi, devo utilizzare una serie di triple che spieghino appunto che Robinson Crusoe, per esempio, è un titolo, che il titolo è una caratteristica di un'opera, d'accordo? Che Daniel Defoe è il nome di una persona, che una persona è un'entità che può essere autore di qualche opera, e avanti di questo seguito. Quindi mi servirà una concatenazione di triple molto lunga per spiegare, tra virgolette, in parole povere, e in dati semplici, in realtà in triple a un elaboratore, che cosa significa Robinson Crusoe barra Daniel Defoe. Ma il vantaggio di fare questa spiegazione in dettaglio è che in base alle triple esistenti e in base a certe condizioni, un elaboratore può anche dedurre dati nuovi. A certe condizioni appunto può inferire nuove triple corrette. Per esempio, qui abbiamo una tripla in cui dichiariamo una proprietà di Alberto. Alberto è figlio di Andrea. Quello che vedete sulla destra è una rappresentazione grafica del modello RDF. Quindi se vedete delle immagini, dei grafici di questo tipo, in realtà stanno rappresentando appunto il modello RDF in modo grafico. Vi faccio notare almeno una cosa, che la relazione è figlio di, quindi il predicato, se volete, è rappresentato con una freccia, e questa freccia è una freccia orientata. È particolarmente importante che sia orientata, perché se non fosse orientata, se supponete per un momento di togliere la punta della freccia, si potrebbe interpretare questa, scusate, questa tripla potrebbe essere interpretata anche al contrario, cioè Andrea è figlio di Alberto. Quindi le relazioni devono essere tipizzate e devono essere anche ben orientate, e lo vediamo qui. Supponiamo di aver fornito a un elaboratore questo dato e poi gli forniamo anche questo dato. Agata è figlia di Andrea. D'accordo? E l'Andrea è sempre lo stesso Andrea di cui parlavamo nella tripla precedente. Se a un elaboratore, oltre a fornire queste triple, forniamo molte altre triple che spieghino quali sono i rapporti familiari, i rapporti parentali, l'elaboratore è in grado da solo, anche se noi non gli abbiamo fornito esplicitamente, di dedurre che cosa, quale informazione, qual è il rapporto tra Alberto e Agata. Il rapporto tra Alberto e Agata si può dedurre dicendo che Alberto è fratello di Agata, ma anche che Agata è sorella di Alberto. Ecco, vedete che qui abbiamo una relazione inversa, quella I rappresenta la relazione inversa, la leggiamo da Agata verso Alberto e vediamo che diventa tipizzata in modo leggermente diverso, è sorella di, perché partiamo da una cosa, tra virgolette, si chiamano cose, le entità individuate all'interno del web semantico, da una cosa che rappresenta una persona femminile verso un'altra entità, quindi diventa è sorella. Possiamo vedere un esempio anche di come può funzionare questo meccanismo nel web, un esempio di tipo bibliografico. Quindi supponiamo di avere delle agenzie bibliografiche che producono dati di interesse bibliografico e li pubblicano sul web. E prendiamo un'agenzia A. Un'agenzia A dice, pubblica qualche tripla. La prima tripla che pubblica è quella in base alla quale una persona, vedete che abbiamo un URI HTTP che rappresenta una persona. Quindi questo significa sto dicendo qualcosa su una entità che è una persona. Questa entità, persona, ha un nome. Qual è il nome? Il nome a cui punta il nome è una stringa che è Daniel Defoe.
Quindi ho una persona di cui ho dichiarato il nome, questa è la prima tripla che faccio. Poi aggiungo un'altra tripla e dico questa persona, in quanto persona, può anche essere autore, è autore di qualche cosa. Di che cosa è autore? Di un oggetto che è un libro, d'accordo? Quindi ho definito l'oggetto libro. Posso anche aggiungere qualche informazione riguardo all'oggetto libro. Che cosa potrei dire di un libro? Di solito di un libro quantomeno dico il titolo, per cui aggiungo una tripla che dice l'oggetto libro di cui sto parlando ha come titolo Robinson Crusoe. E questo è un'altra informazione importante. Poi posso dire anche qualcos'altro per identificare meglio quel libro, che potrebbe essere che quel libro specifico ha un certo numero di ISBN, che è questo. L'agenzia A questo punto considera completato il suo lavoro, ha pubblicato certe triple, d'accordo? Queste triple sono rese, sono condivise e sono eventualmente anche riutilizzabili da chi ne avesse bisogno. Altrove, un'altra agenzia bibliografica, un'agenzia B, altrove nel web, naturalmente, ha un oggetto e inizia a descriverlo. Ha un oggetto che è un libro, quindi stabilisce che questo libro ha come prima caratteristica una data di pubblicazione, e la data di pubblicazione che viene indicata è 1998. Dopodiché, sempre di questo libro, fornisce altre caratteristiche, sempre sotto forma di triple, e dice che abbiamo un editore, e l'editore è questo. Ultima tripla che dice questa agenzia B è che questo libro ha un ISBN e l'ISBN è questo, d'accordo? Quindi l'agenzia B ha descritto per i fatti suoi un libro, non si è preoccupata per esempio di indicare se questo libro aveva un autore e quale fosse questo autore. Tuttavia abbiamo questo elemento che è un elemento che in qualche modo identifica il libro, e io lo uso a scopo didattico in questo caso per indicare appunto che stiamo trattando lo stesso libro. Il fatto che abbiamo questo elemento consente a un elaboratore che guarda i dati dal punto di vista del web di rendersi conto di questa identità. Quindi un elaboratore potrebbe partire dal lavoro dell'agenzia A e quando arriva a leggere gli ISBN si rende conto che questo ISBN è associato anche a altri dati associati a questo oggetto, e che questi dati possono essere interpretati e riutilizzati per dare una rappresentazione migliore dell'oggetto a cui sono collegati. E quindi dal punto di vista del web, un elaboratore che guarda i dati a linked open data può aggiungere correttamente a questo libro altre informazioni che non sono state messe dall'agenzia A, ma sono state messe dall'agenzia B. Sia l'agenzia A che l'agenzia B diciamo, lavoravano all'oscuro l'una dell'altra, ma hanno pubblicato i propri dati in modo che fossero visti in modo completo e fossero interpretati correttamente da un elaboratore che è in grado di restituire un'immagine più completa, più informativa, significativa e corretta allo stesso tempo di quell'oggetto che è stato descritto. Il modello, questo è possibile appunto perché io smonto le informazioni in tante triple diverse. Questo modello logico RDF ha anche altri vantaggi numerosi. Il modello consente di creare collegamenti tra dati che provengono da fonti diverse, ed è quello di fatto che abbiamo visto anche in questo momento. Proprio grazie al fatto che vengono smontati in triple si possono collegare dati di fonti diverse. Ma c'è anche un altro aspetto molto interessante, cioè abbiamo visto che le due agenzie, cioè dal punto di vista del web, si possono riunire i dati prodotti dalle agenzie, da due agenzie diverse, l'una ignara dell'altra. Ma questi dati potrebbero essere stati espressi anche o prodotti dalla singola agenzia con formati di dati diversi. Per esempio, magari l'agenzia A usa
l'Unimark per produrre i dati e l'agenzia B usa il Mark 21 per produrre i dati. Nel momento in cui però i dati vengono pubblicati, devono essere pubblicati in una forma standard che sia comprensibile e interoperabile, è quello che dicevamo prima. Quindi di fatto posso ricostruire un unico grafo, che è quello che abbiamo visto, con informazioni che sono state prodotte mediante modelli diversi, anche mescolando appunto ontologie e vocabolari diversi. Questo è diciamo così, come si dice tecnicamente. Il modello e i dati possono essere prodotti anche nella scala preferita, cioè l'agenzia A e l'agenzia B si sono limitate a mettere pochi dati, ma questo non è obbligatorio. Un'agenzia può pubblicare la quantità di dati che ritiene opportuna, quindi può essere molto ricca nelle sue descrizioni oppure può pubblicare una quantità di dati limitata, d'accordo? I dati possono essere più o meno dettagliati, più o meno specificati. Per creare un grafo unico a partire da due insiemi di triple diverse, cioè prendendo dataset diversi posso riunificare i dati. Nel web semantico quindi succede questo, che i computer che cercano il web semantico hanno accesso a raccolte di informazioni strutturate, cioè i dati, e anche a insiemi di regole di inferenza per poter sviluppare un ragionamento automatico. Cioè, come nel caso di Andrea e Agatha, devo spiegare a un computer, oltre a dare le due triple che sono tutti due figli di Andrea, devo spiegare a un computer che dietro c'è una ontologia, la presentazione di una famiglia, dei rapporti all'interno di una famiglia. Io anche devo spiegare che, per esempio, il campo Unimark X corrisponde al campo Mark 21 Y. Queste sono le regole di inferenza che posso e devo fornire agli elaboratori per fare in modo che loro siano in grado di comprendersi gli uni con gli altri. Quindi i dati da pubblicare, in sintesi, non sono soltanto i dati e i metadati relativi agli oggetti, ma anche alle modalità con cui quegli oggetti sono rappresentati, d'accordo? Se però i dati sono pubblicati in questa forma, come linked data, i computer, come abbiamo visto, sono in grado di recuperare dati prodotti da agenzie diverse, interpretarli, cioè riconoscere identità e relazioni, capire che quello è il titolo, d'accordo? Anche se nell'altro sistema il titolo si chiama title invece che titolo, o si chiama titolo proprio invece che chiamarsi titolo generico, in modo generico, oppure eccetera, e riutilizzarli completamente. Quindi l'obiettivo è quello di costruire un web dei dati oltre il web dei documenti, quindi un web che non sostituisce le tecnologie web che esistono già, ma in qualche modo si aggiunge al web esistente, cioè ne costituisce uno strato superiore o semplicemente diverso, d'accordo? Ma è una trama che si aggiunge, quindi ovviamente sarà necessario e opportuno poter navigare dal web dei documenti al web dei dati e viceversa. E i linked data offrono una modalità di pubblicazione per i dati più generale e più flessibile di quella che si è finora adottata nel web. Nel web normalmente un insieme di dati viene pubblicato all'interno di un prodotto che è accessibile da una specifica pagina e abbiamo visto è un contenitore, un silos impermeabile ai motori di ricerca. Se i dati invece vengono pubblicati in questo modo, sono permeabili anche ai motori di ricerca. E questi dati, quindi che pubblichiamo così, sono dati controllati, integrabili, interoperabili, modulari, riutilizzabili e esplorabili. Quindi hanno una serie di caratteristiche, una serie di vantaggi che adesso, in particolar modo con la terza parte della presentazione, vediamo. Quindi vediamo come, diciamo, abbiamo visto qual è il problema di partenza, abbiamo visto che tecnologia abbiamo a disposizione, vediamo come si può realizzare la valorizzazione dei beni culturali attraverso questa specifica tecnologia. Quindi
I LOD possono contribuire a promuovere la valorizzazione dei beni culturali attraverso varie possibilità. E non le vedremo naturalmente tutte le caratteristiche che, diciamo, di qualità dei LOD rispetto alle potenzialità di valorizzazione dei beni culturali, ne vedremo alcune e in particolar modo vedremo come i dati dei beni culturali possono essere migliorati rispetto all'identificazione degli oggetti stessi, delle entità in realtà, la scoperta relativamente alle informazioni che possediamo, che produciamo su quella specifica entità o su quella serie di entità, l'analisi, le potenzialità che abbiamo grazie ai dati che produciamo in questo modo per fare analisi sui dati e il riuso. Quindi noi vedremo in particolar modo questi 4 aspetti legati a come, diciamo così, questi 4 aspetti che grazie ai link all'open data riusciamo a migliorare in relazione ai beni culturali che conserviamo nella nostra istituzione. Il primo punto, cioè quello dell'identificazione, lo possiamo dire anche al contrario, cioè l'obiettivo è quello di risolvere le ambiguità che ci sono, per esempio, oggi nel web dei documenti. Se noi facciamo una ricerca sul motore oggi, di fatto facciamo una ricerca per stringa, cioè cerchiamo una serie, una sequenza di caratteri uno dietro l'altro, ma non stiamo cercando un significato particolare. Il motore di ricerca, cioè, non è in grado di interpretare correttamente il significato di ciò che stiamo cercando. Per esempio, se io inserisco la sequenza PESCA all'interno di un motore di ricerca, posso ottenere risposte, anzi ottengo risposte relativamente a pagine che contengono questa sequenza, ma le pagine possono parlare di pesca come attività sportiva, di pesca come attività economica, ed è un po' diverso perché è l'industria, oppure pesca come frutto, d'accordo? Per il motore di ricerca tutte e 3 le risposte sono corrette perché contengono la stringa di partenza. Quindi non va a cercarmi un significato particolare. Lo stesso vale per un altro esempio, Gemma. Gemma restituisce le pagine che hanno questa sequenza di GEMMA, d'accordo? Ma il motore di ricerca non restituisce pagine relative soltanto alla gemma intesa in senso mineralogico, cioè una pietra preziosa, oppure alla gemma intesa in senso botanico, la parte della pianta da cui poi si sviluppa un ramo, il fiore, eccetera. Quindi i motori di ricerca oggi si basano sulla ricerca di stringhe, d'accordo? In questo tipo di ambiguità, se ci pensate, non esiste nei cataloghi delle biblioteche e delle altre istituzioni culturali, perché di norma i cataloghi vengono prodotti con quello che si chiama il lavoro di controllo di autorità, authority control. Come funziona questo controllo di autorità? Che cos'è? Qui possiamo vedere una pagina di SBN in cui appunto vediamo attuato il controllo di autorità. Il controllo di autorità consiste nell'individuare le possibili forme del nome di una persona o di un ente, di un'opera, a seconda poi di dove applichiamo, a quale tipo di entità applichiamo il controllo di autorità, anche un luogo, per esempio, pensate al nome latino di un luogo e al suo nome moderno, e fare in modo che tra tutte queste possibili forme ne venga individuata una, in particolare, che si chiama voce di autorità o voce controllata e autorizzata, che poi ha lo scopo di fungere da accesso nel catalogo, nello strumento di ricerca, mentre tutte le altre forme diventano delle forme, diciamo, di rinvio. Il controllo, qui per esempio in questa diapositiva vediamo che abbiamo come forma controllata e autorizzata del nome del filosofo Platone la forma Plato, che è la forma latina, mentre la forma Platone
con anche un'indicazione di date, la forma Platon, la forma Platonas e la forma Platone senza indicazione di date, sono forme varianti che, diciamo così, ci riportano alla forma Plato. La forma Plato sarà poi la forma da utilizzare all'interno del catalogo. Il controllo di autorità, che è uno strumento molto prezioso appunto per evitare ambiguità di questo tipo, quelle che abbiamo visto con i motori di ricerca. Naturalmente il controllo di autorità si può esercitare anche sui soggetti, e quindi nel mio elenco di soggetti avrò una forma diversa che distingue la pesca come attività sportiva, la pesca come attività economica o la pesca come frutto, e lo stesso per gemma, eccetera. Quindi ho le varie forme varianti e ogni forma assume un significato specifico. Questo controllo d'autorità funziona bene all'interno di singole realizzazioni, di singoli cataloghi. Qui per esempio vediamo una voce di autorità che è stata redatta secondo delle norme che sono scritte qui nella terz'ultima riga, che sono le REICAT, d'accordo? Questa forma funziona bene se lavoriamo appunto all'interno di un catalogo. Quando invece ci ampliamo, usciamo da un catalogo specifico e guardiamo alla ricerca in un modo un po' più ampio, che è quello che succede poi effettivamente nel web, perché Platone può interessare a un italiano, ma può interessare anche a un francese, a un tedesco, ma anche a un arabo, anche a un indiano, anche a un sudamericano, d'accordo? Se guardiamo in un modo più ampio, qualche problema si presenta. Per esempio, qual è la forma corretta per cercare le opere di Mao Zedong? Oppure la forma corretta per Tagore, il poeta indiano, oppure la forma corretta per Avicenna, che è un filosofo arabo. Noi ci aspettiamo che la forma corretta sia quantomeno in caratteri latini, perché noi quelli sappiamo usare, d'accordo? Ma se ci confrontiamo, come dobbiamo fare nel momento in cui andiamo sul web dei dati, ci confrontiamo con lettori e utenti che sono rispettivamente cinesi, indiani o arabi, loro non si aspettano i caratteri latini, loro si aspettano i caratteri che sono, e la scrittura che sono abituati a utilizzare. Quindi qui nasce un problema. Se esco dal catalogo nasce un problema. Questo problema è un problema che è presente da tempo a livello internazionale, a livello di IFLA per esempio, ma dal punto di vista teorico non è stata data una risposta specifica a questo problema, una risposta univoca a questo problema, cioè la forma che dobbiamo utilizzare è la forma, per esempio, nella lingua e nella scrittura originale, non è mai stato accettato, anche perché diventa complicato cercare anche semplicemente Dostoevsky, per intenderci. E come è stata risolta la questione? È stata risolta attraverso diciamo così, un approccio pratico, creando per esempio questo che vediamo, che è uno strumento a livello internazionale di scambio dei dati di autorità, che è il VIAF. VIAF sta per Virtual International Authority File, d'accordo? E gestisce per esempio l'identità di una persona. Qui stiamo vedendo l'immagine di Eco, collegando a una forma, anzi a una persona, a un'identità di una persona, tutte le voci di autorità, le voci controllate che sono state create dalle varie biblioteche nazionali o comunque dalle varie entità che collaborano al VIAF stesso secondo le specifiche regole locali. Quindi per esempio qui troveremo che Platone, che magari in altre lingue e in altre biblioteche nazionali è individuato con una forma diversa, per quanto riguarda la forma italiana, per quanto riguarda la forma delle RECA, la forma corretta sarà Plato, d'accordo? Troviamo questa informazione qui, possiamo vederlo anche dal vivo. Qui siamo appunto sulla scheda relativa a Umberto Eco e vediamo che se vado per esempio su questa bandiera brasiliana, vedo che la forma brasiliana è stata collegata alle forme rappresentate dalle bandiere delle altre biblioteche che partecipano a questo progetto, e quindi chi dovesse cercare
con la forma di Umberto Eco che si usa in Brasile potrebbe in realtà ottenere risposte relative alle forme adottate in tutte le altre biblioteche che sono state collegate. Quindi qui un altro aspetto fondamentale di questo approccio è che, come vedete, a livello internazionale non c'è una forma preferita, non c'è una forma unica. Ci sono delle forme corrette in uno specifico contesto. Questa è l'idea che c'è dietro al VIAF, e questo è, lo possiamo dire, questo è un esempio che vediamo in atto del quarto principio dei linked data previsto da Tim Berners-Lee, che dice non solo pubblica pure i tuoi dati, ma pubblica i tuoi dati in modo che siano collegati a altri dati, e questo rende possibile la scoperta, il discorso della navigazione. È proprio il fatto che esistano i link tra le varie forme che consentirà a un utente giapponese di navigare verso la forma di, qui è Wikidata, d'accordo? Oppure verso la forma canadese, d'accordo? Quindi vediamo qui una applicazione pratica di quello che è il quarto principio dei linked open data voluto da Tim Berners-Lee. Il controllo di autorità, questo lavoro di cui stiamo parlando, è un lavoro che gli istituti culturali hanno svolto da sempre sostanzialmente, e con grandi sforzi e anche grandi risultati all'interno dei loro cataloghi. E proprio grazie al VIAF questi diversi silos nazionali vengono collegati tra loro a livello internazionale. Per questo motivo il VIAF è diventata una risorsa molto importante per il web semantico, d'accordo? Quindi è una risorsa unica in termini di ricerca. Il VIAF però ha un problema. È stato progettato per le persone autori, quindi per esempio qui troviamo il controllo di autorità o le voci di autorità relative a persone che hanno scritto qualche cosa, oppure eventualmente a persone che hanno magari prodotto qualche opera particolare, ma non troviamo rappresentate ogni tipo di persona. Se un politico, per esempio, non ha scritto niente, non è entrato nei cataloghi delle biblioteche e quindi non entra nel VIAF. Nel web in realtà c'è molto di più. Dobbiamo poter rappresentare qualsiasi cosa, per esempio anche il colore. Un colore dovrebbe essere identificato come è identificato Umberto Eco a livello di VIAF, e dovrebbe essere identificato nel web, d'accordo? Quindi abbiamo bisogno di qualche cosa di più di questo. E da questo punto di vista i dati bibliografici e delle altre istituzioni culturali, che sono molto preziosi per il web semantico perché costituiscono un importante punto di partenza, sono in qualche modo anche limitati perché riguardano soltanto certi tipi di entità, quindi le persone, eventualmente gli enti, i luoghi, per esempio su SBN c'è l'archivio di autorità relativo ai luoghi, le opere, ma poco altro rispetto a quello che non è bibliografico, d'accordo? Mentre, ripeto, nel web semantico ogni persona, ogni luogo, ogni oggetto, ogni concetto, ogni relazione, ogni proprietà deve essere identificato in modo assoluto attraverso un URI. Questo è quello che ci chiede il primo principio, e deve essere distinto da qualsiasi altra entità, da qualsiasi altra cosa. Diciamo, tutti questi tipi di identità, Tim Berners-Lee lo chiama volutamente cosa, d'accordo? Che abbia come nome la stessa stringa di caratteri. Fra un po' vedremo anche qualche esempio di questo. E questa gestione vale naturalmente anche o soprattutto se l'entità è descritta più volte in fonti, cioè in dataset diversi. Proviamo a pensare a una città come Venezia, potrebbe essere stata descritta da moltissimi produttori di dati con caratteristiche diverse, e ogni produttore di dati assegna, secondo il primo principio, assegna un URI a Venezia, d'accordo? Quindi c'è l'obbligo, chiaramente,
di fare in modo che tutti gli URI che sono validi per la stessa entità siano collegati tra loro. Quindi bisogna non solo creare gli URI, ma anche poi collegarli tra loro, un po' come abbiamo visto succede all'interno del VIAF. Ma il VIAF, ripeto, è un progetto di ambito bibliografico. Nel web dei dati abbiamo bisogno di una prospettiva molto più ampia nella gestione delle entità, delle cose, e per esempio avere degli URI che definiscono la relazione di essere autore di, degli URI che definiscono la relazione essere padre di, o essere figlio, o essere sorella, o essere fratello, eccetera. E in più, avendo molti produttori di dati, dobbiamo fare in modo anche che questi URI, che per esempio tutti definiscono la relazione essere fratello di, siano anche collegati tra loro in modo che si capisca che si parla sempre dello stesso tipo di relazione tra una persona e un'altra persona. Nel momento in cui si pubblicano i propri dati nel web, si deve quindi svolgere un nuovo lavoro che è la gestione dell'identità. È un salto in più. Nel momento in cui noi pubblichiamo il nostro dato su Platone, non è sufficiente dire che la nostra forma corretta è Plato. Dobbiamo anche dire che questo Plato, per noi, quello che noi chiamiamo Plato, in realtà corrisponde a Platone, magari in Francia, e alla forma coi caratteri greci in Grecia e così via. Quindi dobbiamo, nel momento in cui pubblichiamo i dati, abbiamo un lavoro in più da fare, che è quello previsto dal quarto principio di Open Data, che è appunto quello del collegamento. Si tratta di creare e pubblicare delle corrispondenze, delle relazioni di identità tra i propri dati che si vanno a pubblicare e i dati già presenti e disponibili nel web semantico. Da questo punto di vista ci sono nel web, per fortuna, ci sono dei dataset, cioè degli insiemi di dati che ci favoriscono in questo lavoro. Un esempio che vi faccio, anche perché lo conosco meglio di altri, è quello di Wikidata. Wikidata svolge un ruolo fondamentale nella gestione dell'identità in tutto il web semantico. Potrebbe essere quasi, diciamo così, è un esempio limite, ma potrebbe essere sufficiente che nel momento in cui pubblico i dati della mia istituzione culturale, pubblichi per esempio che il mio Umberto Eco corrisponde all'Umberto Eco XY che è presente su Wikidata. Tanto Wikidata è diventata centrale all'interno del cloud del web semantico. Tanto è vero che si parla di Wikidata come di un identity hub, cioè un luogo in cui appunto è possibile commutare le identità. Quindi se mi collego a Wikidata è come se mi collegassi a molti altri identificatori, come avviene nel VIAF, però appunto siamo in un ambiente diverso. Il VIAF si occupa di collegare tra loro le biblioteche e le agenzie bibliografiche nazionali. Wikidata invece si muove nel web dei dati in modo aperto. E in una presentazione all'interno dei Wikidata Quality Days, Wojtek Dostal, che è un bibliotecario della Repubblica Ceca, ha definito Wikidata, parlando appunto di questo aspetto, ha definito Wikidata come una stazione di cambio tra le biblioteche e le istituzioni culturali e il mondo dei LOD, quindi l'ha definito proprio in questo modo. E possiamo vedere Wikidata come funziona, così ci rendiamo anche conto di come potrebbe essere il funzionamento di altri dataset, anche quelli che magari vogliamo produrre noi. Vediamo qui il caso di Carlo Collodi. Qui abbiamo la forma di Carlo Collodi. Il suo nome ovviamente rimane identico in italiano, in tedesco, in francese, in spagnolo e così via, ma ci sono in realtà molte altre lingue che possono essere state inserite, e qui compariranno, se fosse interattivo potrei farvelo vedere, compariranno le forme di Carlo Collodi, per esempio scritto in caratteri arabi, oppure in caratteri cirillici, oppure in caratteri ebraici, eccetera.
Poi abbiamo una descrizione, e qui vedete che anche se il nome rimane uguale in tedesco, abbiamo una descrizione che è invece stata tradotta, d'accordo, rispetto alla scrittura italiana. Abbiamo il Talenwriter, scrittore italiano e cantante, e questa descrizione è quella che comparirà per esempio nel knowledge panel, d'accordo? Quella descrizione che cambia a seconda della lingua che imposto, ottengo una descrizione nella lingua che ho impostato, nella lingua preferita. E poi abbiamo anche all'interno di Wikidata, come succede nei cataloghi delle biblioteche, abbiamo anche la gestione delle forme alternative. Una forma alternativa, cioè un modo con cui Carlo Collodi è conosciuto, il nome reale in realtà è Carlo Lorenzini. E quindi qui abbiamo anche un elenco delle forme varianti. Se fossimo su Platone avremmo un elenco probabilmente ancora più ricco di quello che vediamo qui. Se facciamo una ricerca all'interno di Wikidata, per esempio inseriamo una stringa che è volutamente generica, come è generica la stringa pesca o la stringa gemma. La differenza che abbiamo qui è che non abbiamo immediatamente una risposta all'interno di questo servizio del web semantico, ma abbiamo una richiesta di ulteriori informazioni. Se tu vuoi la stringa love, ti stai riferendo a quale concetto rappresentato da questa stringa? E qui abbiamo un elenco. Per esempio, stai parlando della stringa che rappresenta un sentimento, oppure che rappresenta un cognome, perché love è anche un cognome, oppure che rappresenta discorsivamente in inglese il numero che precede l'1, cioè lo 0, oppure se ti stai riferendo a un rapper che ha preso come nome quella stringa, oppure a un gruppo musicale statunitense, oppure a una serie televisiva statunitense. Come vedete quindi, qui, nel web semantico, la stessa stringa rappresenta concetti diversi e a seconda della scelta che faccio ottengo risposte soltanto relative a quella specifica significato di quella stringa. Quindi non posso avere risposte ambigue come succedeva per pesca o per gemma, perché mi viene chiesto di specificare se mi riferisco a un concetto o all'altro. Qui possiamo vedere anche un altro esempio, sempre dello stesso tipo, un'altra stringa generica, Caravaggio. Caravaggio è sì il soprannome con cui è conosciuto il pittore, ma è anche il nome di un comune. Quella stringa corrisponde anche al nome di un comune, corrisponde anche al titolo di un film, corrisponde anche a un'altra serie televisiva e avanti così, ed è ovviamente anche un cognome. Quindi qui abbiamo visto come Wikidata gestisce le forme alternative, gestisce i significati, e adesso possiamo vedere anche come consente di identificare eventuali errori di identificazione presenti in dataset esterni come il VIAF. Quindi vi ho parlato bene del VIAF, adesso vediamo che anche il VIAF potrebbe avere dei problemi e lo vediamo per esempio con questo, il nome di questo filosofo greco antico. Cosa succede? Lo vediamo, questo lo vediamo live, vediamo se riesco, eccolo qui. Quindi siamo sulla pagina di Wikidata che rappresenta con questo URI, Wikidata dà il nome a questo filosofo greco che si chiama, a seconda di chi siamo noi, si può chiamare Enesidemo oppure Enesidemus, d'accordo? Oppure Enesidem. Vediamo qui, visto che siamo live, ecco qui le forme in scritture e lingue diverse, d'accordo? Quindi capite bene che chiunque acceda a Wikidata può scrivere la forma del nome che più gli aggrada e ottenere risposte in relazione a questa entità che è in realtà rappresentata in Wikidata da questo URI, d'accordo? Quello che volevo mostrarvi però qui è cosa succede, in che modo anche Wikidata è un entity hub. Andiamo in una parte della scheda che raccoglie gli identificativi, cioè è la parte in cui abbiamo i rinvii tra Wikidata
e gli altri URI di altri dataset che descrivono questo medesimo oggetto, e qui vedete che abbiamo in realtà elencati sotto il VIAF, che dovrebbe avere un unico identificatore per questo filosofo, in realtà ne abbiamo molti. E questo che cosa è dovuto? Al fatto appunto che succede che per questi, qui ne vediamo altri identificativi, questa è la Vaticana, questa è l'ISNI, questa è la Library of Congress, questo è il dataset della Biblioteca Nazionale tedesca, d'accordo? Anche qui abbiamo degli errori, evidentemente, di identificazione, perché invece di avere un'unica forma identificata all'interno di questo database oppure del VIAF, qui gli errori sono ancora molti di più, vedete, ne abbiamo molti modi diversi di rappresentare sempre questo filosofo. Cosa significa questo? Che se noi guardiamo al VIAF da un punto di vista esterno, e il VIAF collega tutto quello che si chiama, tutto quello che riguarda questo filosofo greco all'identificativo di Wikidata, il VIAF stesso si può accorgere del fatto che ha più identificativi per lo stesso oggetto, e lo stesso potrà fare la Biblioteca Nazionale Tedesca. Guardando qui si rende conto che in realtà all'interno del suo database ne ha creati più di uno che si riferiscono a questa entità. Ecco in che modo quindi Wikidata può diventare anche un identity hub. Quindi l'abbiamo visto, è in grado di rappresentare i concetti in un modo significativo, è in grado di rappresentare i concetti nelle forme varianti, ed è anche in grado di confrontare gli identificativi di altri dataset, di raccoglierli nella stessa pagina perché c'è una corrispondenza, e quindi di far emergere eventuali problemi di identificazione nei database di origine. Questo è un altro esempio, John Adam, e in questo caso si evidenzia il fatto che all'interno della stessa entità John Adam del VIAF in realtà sono state inserite informazioni relative a due John Adam diverse. Questo è un altro tipo di errore che si può verificare, d'accordo? Quindi nel VIAF per errore due diverse persone sono state riunite sotto un'unica scheda. Questo è, diciamo, quello che abbiamo visto fino a questo momento è come il web dei dati facilita il lavoro di identificazione delle entità di un dataset di un'istituzione culturale. Abbiamo visto nel caso, per esempio, il VIAF, e nel caso anche la Biblioteca Nazionale Tedesca. Qui un altro aspetto di cui vi dicevo è la potenzialità relativa all'analisi dei dati che abbiamo all'interno del nostro catalogo. Quindi il fatto che noi pubblichiamo i dati in una forma più granulare si riferisce al fatto che utilizziamo RDF come struttura, quindi le triple, e porta altri vantaggi. Uno di questi è il fatto che possiamo effettuare con estrema facilità delle operazioni di analisi sui nostri dati, in risposta anche a quesiti che possono sembrare a prima vista complessi o che sono complessi nei cataloghi che abbiamo oggi. Avere un dataset, il proprio dataset in forma di linked open data, consente di effettuare delle ricerche esplorative, che questi stessi dati, anche se noi li abbiamo nei nostri cataloghi, ma sono registrati in una forma più rigida, non ci consentono di fare. Una cosa che voglio sottolineare, che è importante, è che nella maggioranza dei casi i dati di cui stiamo parlando per l'analisi non sono dati diversi o maggiori rispetto a quelli già creati e a disposizione nei nostri cataloghi, ma sono semplicemente gli stessi dati che però vengono strutturati e pubblicati in modo diverso. Cosa significa questa analisi? Lo vediamo attraverso due esempi. Il primo è quello del COBIS, è un progetto Linked Open Data fatto dal Coordinamento delle Biblioteche Speciali e Specialistiche di Torino, appunto COBIS, che è stato realizzato attraverso una convenzione con la Regione Piemonte.
Questo progetto crea collegamenti tra dati bibliografici delle biblioteche che aderiscono a questa sperimentazione e alla comunità del web. I dati catalografici, questa è una delle cose che mettevo in evidenza in precedenza, i dati catalografici delle biblioteche che partecipano al progetto sono stati prodotti con software gestionali diversi tra loro. Quindi, diciamo, non essendoci un unico software, non sarebbe possibile avere una visione d'insieme dei dati di queste singole istituzioni. Cioè si può vedere la singola istituzione, ma non si possono vedere i dati nel loro complesso. Invece, pubblicandoli tutti sotto forma di linked open data, otteniamo quella che era, di cui vi parlavo, che è l'interoperabilità. E non solo, verranno anche arricchiti, lo vedremo anche questo, con dati che provengono dal web semantico. Il primo risultato è che noi possiamo analizzare l'insieme, la totalità delle pubblicazioni di tutte le istituzioni culturali che invece hanno appunto software di tipo diverso a disposizione, le possiamo analizzare nel loro insieme. E qui, per fare un esempio, abbiamo fatto un grafico relativo alla data di pubblicazione degli oggetti conservati nelle collezioni. D'accordo? Si vede che ci sono opere conservate che risalgono al 1600, 1650, 1700, ma si vede anche che una parte consistente del posseduto storico è concentrata soprattutto nel XIX secolo, d'accordo? E a questo punto, visto che questi sono i dati di insieme delle biblioteche, quali sono le biblioteche che conservano più dati, più oggetti di questo periodo? Possiamo anche vedere questa stessa analisi però scorporata, quindi andiamo a prendere quelle che sono le pubblicazioni, le pubblicazioni che hanno data dal 1800 in poi e rappresentiamo graficamente il posseduto per singola biblioteca. Per fare questo lavoro avrei dovuto fare un'analisi catalogo per catalogo e poi cumulare i dati e mettere a confronto. Invece, avendoli pubblicati in un unico dataset, posso fare questa analisi in modo molto più rapido e quindi qui scoprire che ci sono collezioni che sono più concentrate in un dato periodo e anche intuire che ci sono istituzioni come per esempio l'Istituto di Studi Storici Salvemini che in realtà ha collezioni molto più moderne rispetto ad altri istituti e quindi per esempio sarebbe inutile andare lì a fare delle ricerche di carattere o di taglio storico o più retrospettivo rispetto al posseduto. Un altro esempio di analisi che possiamo fare è questo che si trova, è un esempio che si trova online ed è uno strumento gratuito messo a disposizione dalla comunità di Wikimedia. E a che cosa serve? Scholia ha a che fare con scolastico, cioè con il mondo accademico, ed è appunto uno strumento di analisi delle pubblicazioni scientifiche, serve per esempio per indagare l'attività in termini di pubblicazione svolta da un ricercatore oppure da un dipartimento universitario nel suo complesso oppure da una rivista e naturalmente consente anche di mettere a confronto tra loro queste entità. D'accordo? Questa Scholia è stato pubblicato all'interno appunto della comunità di Wikimedia e si basa sui dati presenti su Wikidata. Quindi naturalmente Scholia, quindi, lo devo precisare bene, deve essere chiaro questo aspetto, le analisi che facciamo sono analisi sullo specifico dataset che abbiamo a disposizione. Se quindi il dataset non è completo o è poco rappresentativo rispetto a certe entità, naturalmente le analisi che facciamo sono povere. Se il database è ricco, possiamo fare delle analisi di carattere più approfondito. Possiamo vedere, adesso vi farò vedere l'analisi che Scholia consente di fare su uno studioso, su un dipartimento, su una rivista e anche un confronto tra riviste. Quindi vediamo che tipo di analisi possiamo ottenere usando Scholia e i dati che Scholia ha. Questo è l'indice di tutte le analisi che vengono fatte da Scholia proprio grazie ai dati. Sono dati di tipo bibliografico che però sono stati pubblicati con un formato specifico che è quello del linked open data e in particolar modo su Wikidata.
Abbiamo la lista delle pubblicazioni e questo è relativamente banale, nel senso che forse anche se andiamo su un catalogo riusciamo a ottenere questa cosa. Ma quindi abbiamo qui l'assalto, iniziamo a avere delle analisi un po' più approfondite e qui abbiamo il numero di pubblicazioni che questo studioso ha pubblicato in ogni anno, quindi dal 2005 al 2021. Abbiamo un immediato riscontro sul fatto che l'anno più produttivo è stato il 2011. E in realtà poi possiamo vederlo anche da un altro punto di vista, che è questo il numero di pagine per anno. Allora vediamo che il 2011 non è stato l'anno più produttivo, se non altro in termini di quantità di pagine, perché è qui, mentre sono stati più produttivi altri anni come il 2005 o vediamo il 2014. Quindi iniziamo a analizzare la produzione e vediamo che per esempio c'è una continuità, perché in alcuni anni, anche se ha prodotto pochi numericamente, pochi prodotti, poche pubblicazioni, in realtà poi il lavoro è stato consistente ugualmente o forse più ancora che in altri anni. Poi abbiamo un grafico qui che rappresenta l'oggetto di interesse delle pubblicazioni di questo autore. Il grafico parla da sé, non ci vuole nessuna formazione particolare per capire quali sono i veri argomenti di interesse di questo autore. Lo si vede a colpo d'occhio, d'accordo? Quindi non lo commento, ma questo è un aspetto abbastanza interessante perché noi iniziamo a avere dei dati che non sono elaborati, ma sono anche visualizzati. E la visualizzazione è uno degli aspetti della comunicazione più importanti che abbiamo oggi. Quindi poter produrre delle visualizzazioni dei nostri dati come istituzioni culturali è molto più importante che magari faccia un discorso o faccia una pagina web, anche se la pagina web è assolutamente corretta e perfetta. Poi abbiamo qui una rappresentazione tabellare degli argomenti, quindi abbiamo sia il grafico che la rappresentazione tabellare, qui abbiamo una matrice, qui abbiamo un luogo, cioè un grafico che rappresenta i luoghi bibliografici in cui questo studioso ha pubblicato. Quindi questo studioso si capisce bene che ha pubblicato un po' dappertutto, non ha pubblicato soltanto in una rivista di cui magari è direttore, per intenderci, d'accordo? Quindi qui vediamo che ha una capacità di una visibilità molto ampia e che raggiunge vari luoghi di pubblicazione. Qui abbiamo l'elenco e qui abbiamo un altro aspetto interessante, il grafico delle relazioni di questo studioso con altri studiosi. Qui intanto capisco immediatamente, pur non conoscendo la persona, che ha un'intensa attività di relazioni di carattere scientifico, perché il grafico è molto popolato, ma non solo, posso anche intuire che questo autore è in contatto non solo con singoli studiosi, ma con gruppi di studiosi, perché questo è chiaramente un gruppo e questo è chiaramente un gruppo, e così vale anche per questo, eccetera. Quindi dal grafico capisco che è uno studioso che ha un ruolo centrale nell'ambito di studio all'interno del quale si muove. Ecco cosa consente di fare, cosa consentono di fare i link ed open data. Questi dati, ripeto, non sono dati di più o diversi rispetto a quelli che abbiamo nei nostri cataloghi. Quello che è cambiato è il modo con cui li abbiamo pubblicati, li abbiamo resi fruibili. Qui rapidamente faccio vedere i dati relativi a un dipartimento, quindi quali sono gli studiosi che afferiscono, quante opere hanno pubblicato questi studiosi, un grafico delle relazioni degli studiosi di un dipartimento, quindi anche qui vedo chi è più centrale, chi lo è meno, e gli argomenti trattati nelle pubblicazioni del dipartimento, e quindi capisco immediatamente che questo è un dipartimento che si occupa della fisica della materia condensata o delle nanoparticelle, eccetera. Le pubblicazioni più recenti, la produzione in termini di pagine, d'accordo? Le opere più citate e così via. Qui abbiamo un grafico per una rivista, quindi le opere pubblicate più di recente, gli argomenti diciamo più trattati all'interno della rivista, e questo può essere d'aiuto appunto per esaminare, per scegliere di leggere una rivista piuttosto che un'altra.
e così via. Vado velocemente. Qui abbiamo un confronto tra due riviste, Biogeochimica e Biogeoscienze, d'accordo? E vediamo le opere pubblicate per anno, vediamo che appunto questa rivista pubblica in questi anni, ha pubblicato molte più opere dell'altra, evidentemente però parte da più tardi, d'accordo? Le citazioni per anno, questa rivista è una rivista che viene più citata, il rapporto delle citazioni, d'accordo? E così via. Quindi questo per quanto riguarda l'analisi. Torniamo al nostro discorso, abbiamo visto appunto questi elementi. L'altro aspetto, diciamo così, che ci può interessare per la pubblicazione dei dati è quello relativo alla scoperta. I dati, i LOD, consentono di scoprire fonti di dati che non si conoscevano all'inizio, in partenza, d'accordo? E in particolar modo la scoperta avviene con due meccanismi diversi. Uno è la possibilità di porre domande che in precedenza erano impossibili o inedite. Ne abbiamo viste alcune all'inizio del discorso, ne rivediamo qualcun'altra, e l'altra è scoprire dataset rilevanti che non si conoscevano in anticipo. Fra un po' vediamo le domande inedite. I dataset rilevanti è scoprire, per esempio, che l'agenzia A e l'agenzia B hanno lavorato entrambe sullo stesso oggetto, anche se io in precedenza conoscevo solo o l'agenzia A o l'agenzia B. Questa è, diciamo così, la scoperta, scoprire che ci sono informazioni che non sapevo nemmeno che erano state prodotte. Esempi di domande che possiamo fare oggi e che in precedenza erano sostanzialmente impossibili, è una domanda di questo tipo. Posso avere un elenco di giornalisti nati a Parigi e morti a New York. Ora, i dati bibliografici sugli autori, noi li abbiamo per esempio anche nel nostro catalogo ASBN o nei cataloghi delle biblioteche nazionali che contribuiscono al VIAF, eccetera, ma sono stati scritti e strutturati in modo tale che rispondere a questa domanda significherebbe nella pratica andare a scorrere scheda per scheda ogni voce di autorità per verificare se l'autore che sto guardando in quel momento è nato a Parigi e se eventualmente lo è, se è anche morto a New York, d'accordo? Quindi di fatto questa domanda, anche se teoricamente con il catalogo di oggi è possibile rispondere, al lato pratico diventa impossibile, d'accordo? Se invece i dati sono pubblicati in modo diverso, è possibile farlo, è possibile avere questa risposta. Oppure posso avere una mappa degli ospedali vicini a Pavia nel raggio di 50 km. Naturalmente al posto di Pavia potete mettere quello che volete, potete mettere Bologna, potete mettere 100 km, potete mettere 20, eccetera. Rispondere a una domanda di questo tipo presuppone di aver o uno strumento di reference che è già stato costruito per rispondere alla domanda, oppure di fatto diventa piuttosto complicato riuscire a dare una risposta a questo. Un'altra domanda che possiamo vedere, vediamo una linea del tempo con le tele di Tiziano. Questa è l'immagine che avete visto probabilmente sulla locandina di questo incontro, quindi avere le tele di Tiziano però rappresentate con le immagini su una linea del tempo quando le ha prodotte. Provate a pensare a Picasso che ha avuto i vari periodi, poter vedere la linea del tempo nella produzione di Picasso significa anche poter distinguere quali opere si collocano in quale periodo, d'accordo? Mentre farlo a mano significa è più complicato sicuramente. Altri esempi, quali autori sono nati a Venezia nella prima metà dell'Ottocento e hanno pubblicato opere in Germania, oppure quali opere figurative del Settecento rappresentano il tema barocco dello scorrere del tempo, quindi per esempio c'è il teschio o la clessidra, eccetera. A queste risposte, cioè a queste domande, possiamo avere una risposta facendo delle query su Wikidata. Per esempio, questa è la query che mostra quali sono gli scrittori nati a Parigi e morti a New York. In realtà la risposta è una sola, ma se andiamo a vedere i dati,
verifichiamo che effettivamente è così. Scrittrice francese, Parigi, New York, d'accordo? Qui invece stiamo vedendo la mappa degli ospedali nel raggio di 50 km da Pavia, quindi ogni pallino rappresenta uno o più ospedali, naturalmente sono interattivi, posso andare sull'ospedale e ottenere informazioni secondo il principio della navigazione, e questa è la linea del tempo delle opere di Tiziano. I colori rappresentano in realtà luoghi di conservazione diversi, quindi io posso poi filtrare queste opere scegliendo un particolare museo. Mi si visualizzano soltanto le opere conservate presso quel museo. Naturalmente queste possibilità di ricerca dipendono da quello che voglio sapere e da come imposto la ricerca, per cui potrei filtrare per in altri modi o per temi, scegliere i temi e poi filtrare, non so, tutte le opere di soggetto religioso piuttosto che le opere di soggetto mitologico e così via. La scoperta, dicevo, si può declinare anche in un modo diverso, cioè quello di navigare attraverso il web semantico alla scoperta appunto di siti che magari non conoscevo prima. Non sono molte le applicazioni del web semantico che ci consentono di fare questo tipo di esplorazione, e una interessante applicazione è stata fatta da Toby Hudson. Toby Hudson non è un bibliografo, non si occupa di beni culturali, eccetera, è semplicemente un chimico, è un chimico neozelandese che aveva un problema che era quello di trovare i siti che parlavano di una certa molecola chimica e trovarli tutti e trovare solo quelli. Aveva una ricerca rapida, non aveva una ricerca generica come quella di gemma, pesca, eccetera. D'accordo? Quindi si è inventato uno strumento che servisse proprio a questo e si chiama Entity Explosion. Cosa vuol dire? Vuol dire che riguarda un'entità, una volta che è individuato un'entità, nel suo caso sarà una molecola, ma poi l'applicazione funziona per qualsiasi altro oggetto del web semantico, vuole che si esplodano i link che portano a altre pagine, altri dataset, altre informazioni su quel stesso oggetto e soltanto su quell'oggetto. Cioè l'oggetto è identificato in modo semantico, significativo, d'accordo? Quindi questa estensione può funzionare con i persistent identifiers di Wikidata, cioè si basa sul fatto che Wikidata, nella parte finale, l'abbiamo visto prima col filosofo greco, elenca una serie di identificatori di quella stessa entità in altri luoghi del web, e elencandoli consente di fare sostanzialmente quella navigazione che abbiamo visto figurativamente all'interno del VIAF, ma ripeto, il VIAF è di carattere bibliografico, qui ci muoviamo su un web più ampio. Il VIAF non si occupa di molecole chimiche, né si occupa degli esempi che vedremo fra un momento. E questo grafico che vi sto mostrando mostra le tipologie di dati che sono registrati su Wikidata. Torno sul fatto che Wikidata è un identity hub. La maggior parte, la fetta più grossa, la parte più grossa di Wikidata registra identificatori esterni, d'accordo? Quindi è fatta proprio con quel concetto del VIAF di consentire di spostarsi da quell'entità a quella stessa entità in altri luoghi del web, in realtà in altri dataset del web. Sono molto di più gli identificatori esterni di quelli che sono gli oggetti descritti in Wikidata. Questa è la quantità di oggetti descritti e questi sono gli identificatori associati a questi oggetti. Quindi vedete che per ogni oggetto ci sono più identificatori, lo si vede chiaramente dal grafico. Vediamo come funziona questa scoperta. Qui io ho scelto qualcosa di un po' meno diciamo fastidioso di una molecola chimica, ho scelto il porcino. Porcino in realtà potrebbe essere una ricerca sul porcino con un motore di ricerca, potrebbe essere fuorviante, perché esiste anche un fungo che si chiama falso porcino, che quindi ha la stringa porcino, ma non è un porcino, non si può mangiare, che però il motore di ricerca non è in grado di distinguere. Quindi porcino potrebbe funzionare come idea di andare a cercare qualcosa di specifico. Lo vediamo online.
Per far funzionare questa cosa bisogna aver scaricato una estensione del browser che si chiama appunto Entity Explosion. Si attiva questa figura, se ci clicco sopra mi si popola di informazioni relative a questo oggetto. Ho una lingua preimpostata, quindi se qui cambiassi la lingua potrei ottenere queste stesse informazioni in tedesco, in spagnolo, in inglese, eccetera, a seconda di quello che mi interessa. Qui ho una descrizione dell'oggetto, tutti i sinonimi, quindi la gestione delle forme alternative, come succede nei cataloghi di biblioteca. Ma a un certo punto qui inizia ad andare su, ecco qui, identificativo della grande enciclopedia russa, quindi se cliccassi qui mi si aprirebbe la pagina di questa enciclopedia che parla esattamente di questo argomento e non per esempio del falso porcino, per intenderci. E qui abbiamo appunto, come vedete, il collegamento a altre cose. Quindi questo è, diciamo così, uno strumento di navigazione che mi porta da punto a punto, ma muovendomi sempre e esclusivamente su quella specifica entità e non su altre entità che magari condividono la stringa ma non hanno nulla a che fare. Quindi non mi sposterò mai qui da Caravaggio come pittore a Caravaggio come luogo o come cognome. Mi porterà sempre da Caravaggio pittore a Caravaggio pittore. Torniamo alla presentazione. Quindi questa è la diapositiva e questa è la diapositiva di scorta quando non funziona internet, che succede spesso. Vado a chiudere e vediamo l'ultimo, terzo e ultimo vantaggio su cui volevo parlare oggi, che è quello del riuso. Il riuso consiste nell'avvantaggiarsi dei dati disponibili nel web semantico e utilizzarli all'interno dei servizi della propria istituzione. Quindi in questo momento i dati della nostra istituzione sono relativamente poveri, ma se li abbiamo pubblicati bene li possiamo arricchire con dati provenienti dall'esterno. Vediamo due esempi. Questo è un esempio del COBIS, quello di cui parlavamo prima, e che cosa succede? Che in realtà il COBIS su Angelo Mosso, l'autore che stiamo vedendo, ha pochissimi dati al suo interno. I dati che vedete nel riquadro giallo sono riquadri che sono dati che provengono da fonti esterne. In particolar modo, lo vedete in questa scritta, alcune delle informazioni visualizzate in questa pagina provengono da fonti esterne distribuite nel web, quindi sta pescando dati altrove. Il counter, questo, sulla sinistra, mostra il numero di informazioni che sono recuperate in tempo reale grazie ai link ed open data. Le singole informazioni sono evidenziate da un riquadro giallo, cioè tutto quello che è nel riquadro giallo viene da fuori. Quindi deduco che in questo catalogo di Angelo Mosso si sa solo che si chiama Angelo Mosso, ma è stato identificato in modo preciso, è stato rispettato il quarto principio del link ed open data, è possibile andare a recuperare altrove notizie e importarle nel mio catalogo, cioè in quello che il mio lettore sta vedendo, magari senza rendersi conto che viene da altrove. Un altro esempio di riuso è quello del catalogo della Pontificia Università della Santa Croce. Qui abbiamo il solito Umberto Eco e abbiamo un box che funziona un po' come il panel, knowledge panel di Google, mi dà delle informazioni su Umberto Eco, d'accordo? Quindi in forma descrittiva, eventualmente compatibile con la mia lingua, ma vorrei mostrarvi un aspetto che c'è solo qui, che non c'è per esempio nel COBIS, cioè il fatto che Stefano Bargioni, che ha creato questo Authority Box all'interno del suo catalogo, ha messo una cosa che secondo me è geniale, è l'unico esempio che conosco. Io come utente posso decidere quali dati farmi mostrare in questo box. Naturalmente con il Knowledge Panel di Google me lo sogno, qui invece lo posso fare, posso decidere io, posso decidere anche di che dimensioni deve essere la foto che mi viene fatta vedere Eco, posso anche ingrandire questa foto nella visualizzazione, d'accordo? Quindi mettendo o togliendo le spunte posso vedere le informazioni che mi vengono proposte. Riprendo un attimo la presentazione, quindi abbiamo visto il riuso nel catalogo PUSC, questa la possiamo saltare, casomai se rimane tempo lo vediamo dopo.
sto finendo. Qui vediamo un riuso da parte del Musée Saint-Raymond di Toulouse. Ha una collezione di dati, di reperti relativi al museo. Questi reperti, ha caricato le foto dei reperti su Wikicommons, quindi sono consultabili, ha creato delle pagine virtuali di visualizzazione delle collezioni, ma grazie al fatto che li ha pubblicati su Wikidata, anche se nella scheda dei reperti non c'è il luogo, non ci sono le coordinate del luogo di ritrovamento, il Museo di Saint-Toulouse può fare una mappa dei luoghi di ritrovamento perché il luogo è identificato in modo corretto, in Wikidata qualcuno ha caricato le coordinate geografiche e quindi quel luogo può essere rappresentato correttamente su una mappa. Quindi il Museo di Saint-Toulouse mette a disposizione il luogo, Wikidata mette a disposizione le coordinate e all'interno di Wikidata posso avere una mappa con le coordinate corrette dei luoghi di ritrovamento degli oggetti. Il colore che vedete è un colore che è stato scelto per evidenziare qual è l'epoca del reperto, quindi se è un reperto di carattere preistorico, di tipo romano, pre-romano, medievale, eccetera. Quindi anche qui ovviamente è registrabile. Quindi vado a chiudere. Ci sono altri vantaggi nel pubblicare i load con Wikidata, ve li voglio ricordare. Uno è il discorso della visibilità. Wikidata e Wikipedia è la suite di Wikimedia è uno dei siti più visitati al mondo. Se vi ricordate, all'inizio, quando abbiamo fatto le prime ricerche, alcune risposte venivano proprio da Wikipedia, d'accordo? Quindi abbiamo maggiore visibilità se pubblichiamo i dati attraverso Wikidata. Due esempi famosi sono quello del Metropolitan Museum e della BEIC, ma non li commento adesso. In Wikidata c'è un ambiente cooperativo, cioè il discorso della modularità, del fatto che i miei dati possono essere arricchiti da altri, è molto più reale, molto più concreto come potenzialità. E poi abbiamo un controllo di qualità dei dati, che è quello che abbiamo visto, per esempio, quando abbiamo confrontato l'elemento in Wikidata con l'elemento, gli identificatori che provenivano dal VIAF o che provenivano dall'Authority File tedesco, d'accordo? Se siete interessati agli aspetti di Wikidata della gestione dei dati delle istituzioni culturali con Wikidata, potete collegarvi al gruppo del GVMAB, appunto gruppo Wikidata per musei, archivi e biblioteche. Vi lascio eventualmente il link per concludere, questa è veramente l'ultima diapositiva, i LOD sono uno strumento fondamentale per valorizzare i beni culturali perché consentono di identificare bene e quindi di collegare, integrare, rendere interoperabili effettivamente i propri dati con quello di altre istituzioni culturali e non, abbiamo visto, quindi anche all'esterno del MAB. L'analisi permette una visualizzazione efficace dei dati delle collezioni che è utile sia per la gestione che per l'utilizzo. La scoperta consente un approccio di ricerca ai dati delle collezioni e del semantic web davvero esplorativo e basato sul contenuto. Quindi voi capite che io mi muovo all'interno, per esempio, di Entity Explosion, non vado a priori a escludere le informazioni provenienti da archivi o da musei o da biblioteche, o da altri fornitori di servizi, ma semplicemente vengono elencati tutti i fornitori di dati su quel particolare oggetto e io posso, sono io come utente che posso scegliere. Il riuso consente di arricchire e di diffondere i propri dati. Il riuso è in doppio senso, io posso usare dati di altri nel mio servizio e altri possono usare i miei dati nel loro servizio e questo crea naturalmente ulteriori collegamenti e abbiamo naturalmente in prospettiva un'economia di scala sul lungo periodo, cioè più sono gli enti che pubblicano dati, più sarà facile il discorso dell'esplorazione e del riuso. E se si lavora anche con Wikidata si aumenta appunto le possibilità relative alla visibilità, alla cooperazione e al controllo sulla qualità dei dati. Grazie.